and welcome in so new league. Shish! My heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo video perché ho tante cose da dirvi. Non vi starò semplicemente a parlare di cosa ci sarà nel prossimo aggiornamento, ma metterò anche delle mie impressioni personali. Kai, prego, hai detto già troppo, parti con video. Ok. Ragazzi, con grande stupore sono arrivati i draghetti livello 5, che non sono queste cose qua, ma sono queste altre cose qua. Un po' ce l'aspettavamo che la Supercell avrebbe messo i draghetti livello 5, perché in passato non hanno messo i P.E.K.K.A livello 5. Allora, cosa c'è da dire su questi P.E.K.K.A? Ma P.E.K.K.A cosa? Shish, sono draghi! Ok ragazzi, mi sono sbagliato. Allora ragazzi, cosa c'è da dire su questi draghetti livello 5? Con questa nuova introduzione di questa nuova truppa, naturalmente nasceranno nuove tecniche d'attacco che andranno con mastini, mongolfiere, sgheri, draghi livello 5. Con l'introduzione del drago livello 5, forse probabilmente sono ancora rumors, non sono sneak peeks ufficiali, ci metteranno un altro volano. Naturalmente questa cosa non è stata confermata dalla Supercell. Ragazzi, lasciatemi un like se siete contro il secondo volano. Già odio un volano, ce ne mettono un altro. Shish. Con grande sorpresa la Supercell ieri verso le 4 di pomeriggio, ora italiana, ha fatto uscire un altro sneak peek sulla sua pagina ufficiale che parlava di due nuove leghe. Infatti ragazzi, si parla della nuova lega Titano e la lega Leggenda. C'è tantissimo da dire su queste due nuove leghe. Per entrare nella lega Titano servono ben 4100 coppe, che attualmente sono veramente difficilissime. Anti-shish, sono iniziate a suonare le campane. Ecco, così sono black. Allora ragazzi, o mi trasferisco io o chiedo al parco di non far suonare le campane ogni 20 minuti. Shish. Ragazzi, da quello che ho letto io sotto il mio post della mia pagina Facebook, quando io vi ho chiesto cosa ne pensavate di queste due nuove leghe, molti hanno risposto anche in modo negativo. Secondo me sono due cose molto belle, daranno uno sprint in più al gioco. Molti dicono che queste coppe sono irraggiungibili, sono difficilissime, oh mio Dio, non ce la faremo mai. Invece ragazzi no, vi sbagliate, perché con il passare del tempo le 4000 coppe diventeranno quasi uno standard, diventerà molto più facile. Perché io mi ricordo nel 2013 all'epoca nessuno è riuscito mai ad arrivare alle 2300 coppe. Con il tempo abbiamo superato benissimo le 3200 e siamo arrivati oltre le 4000 e ora stiamo per superare le 5000. Parlando di 5000 coppe, ecco, c'era sta Lega Leggenda 5000 coppe. Attualmente nessun giocatore è riuscito a superare le 5000 coppe. Ma ragazzi, saranno solamente questioni di qualche settimana, massimo 2 secondo me, o 3, riusciremo a superare le 5000 coppe. Da quello che ho letto io sul forum, la Supercell ha rinnovato un po' il matchmaking. Infatti, con l'introduzione di queste due nuove coppe, ora per chi gioca nella Lega Campione sarà molto più facile di salire di coppe. Infatti, ora a 4000 coppe non dovremmo più aspettare 20 minuti perché si aprano le nuvole, ma dovremmo aspettare molto di meno. Infatti ci saranno molti più giocatori sopra le 4000 coppe. Questo da un mio punto di vista sicuro. Molti mi hanno chiesto sia su Facebook che su Instagram, Movimento Spam, seguitemi sugli altri social. Molti mi hanno chiesto se riuscirò ad arrivare in Lega Titano o in Lega Leggenda. Ragazzi, purtroppo io non ho il cash e il tempo per stare in Lega Leggenda, che attualmente mi riesce veramente impossibile. Attualmente su YouTube Italia ci sono solamente 3 youtubers totali su YouTube Italia che hanno il talento per superare la Lega Titano. In realtà uno c'ha 4400 coppe. Dettagli a parte. Io molto probabilmente supererò la Lega Titano, arriverò in Lega Titano 3 o 2 se riesco, mio Dio, se riesco. Volevo parlarvi giusto un po' della Lega Leggenda, che è un pochino diversa dalla Lega Titano, perché la Lega Leggenda avrà solamente una lega. Il torneo tra clan che c'è attualmente, cioè quella che si rinnova ogni 2 settimane, ora non sarà più di 2 settimane ma ben un mese. Questo perché? Perché la Supercell vuole dare il tempo ai giocatori di fare tutte le coppe che vogliono, e a fine mese purtroppo i giocatori che sono saliti tipo a 5200 coppe ripartono da zero. Questa è una cosa molto brutta in un certo senso, ma bella in un altro. Perché no, shish, io arrivo a 5200 coppe e tu mi rimandi a 5000, che cos'è? Shish! Da un altro lato la Supercell sta tutelando un po' tutti i giocatori. Infatti se io salgo a 5200 coppe, cose impossibili, e rimango là nascosto con lo scudo così, i giocatori che stanno a 5000 coppe avranno meno possibilità di salire,
perché a 5000 coppe c'è poca gente, perché o sono sopra o sono sotto. Facendo ripartire tutti a 5000 coppe, così tutti i giocatori quando andranno a cercare non staranno più mezz'ora a guardare le nuvolette, ma saranno tipo 5-20 minuti massimo. Comunque 5-20 minuti sono tanti, super chat. Shish! Naturalmente per coloro che salgono a 5200 coppe non sarà uno spreco di tempo, perché il record viene salvato nel loro profilo. Un'altra cosa che hanno fatto con questo nuovo aggiornamento, hanno dato un refresh al design, cioè l'hanno aggiornato, è diventata una bomba assurda. Sono piccoli dettagli che fanno piacere al giocatore. Infatti ora non c'è più il coso là di prima, ma c'è la spada con la pozione. E quando noi andiamo ad attaccare, le truppe, gli eroi e le pozioni hanno un design leggermente più vivo, e la cosa della percentuale che è cambiata un po'. Ma questi sono solamente dettagli, ragazzi. La cosa più importante in questo aggiornamento che probabilmente ci sarà, forse è una nuova pozione, una nuova fabbrica di incantesimi. Infatti, come possiamo vedere in questo video, oltre alla pozione normale ci sono 2 caselli per le pozioni. Noi non sappiamo niente perché lo Supercell non ha ancora detto niente, ma è come tipo ti stuzzico. Comunque staremo a vedere cosa farà sulla Supercell. Questi sono solamente dei cambiamenti grafici. Dopo c'è sta pozione che è un pochino swag. Comunque questi sono solamente dei aggiornamenti della grafica, non cambia veramente moltissimo. La cosa che cambia è solamente questo laboratorio misterioso, non si sa niente. Shish! Kyla, smetti di dire shish. Shish! Ok ragazzi, penso che ho detto tutto per questo video, spero che vi sia piaciuto. Se riesco farò un altro video verso pomeriggio o tarda serata, dipende dalla mia connessione insomma. Perciò chiediamo a Renzi di finanziare la fibra ottica per far arrivare persino nel mio paesino di 800-500 abitanti. Fai arrivare la fibra ottica anche a me, please. Ok, era tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Se non siete iscritti iscrivetevi. Io ho detto tutto, sì cazzo, ok, hai rotto le palle, dai, ok. Ragazzi, passiamo ai saluti. Allora ragazzi, vi saluto e noi ci vediamo o domani o dopodomani ancora. Vabbè, ci vedremo. Comunque state sintonizzati. Ciao!